Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, così di botto diventa un figo. Serie storica sul canale. Vediamo, siamo col Venezia, Super Patch 2026 con stadi, maglie, trofei, tutto quanto. Sì, c'è un po' di seguito. Chissà che magari una diretta, una live commendiana, visto che ho una voglia paurosa, anche se il tempo è poco. Comunque siamo alla solita punta, alleniamo tiro, dribbling, velocità e forza perché siamo delle pippe atroci, siamo comunque un 75, insomma. Non è proprio una super merda, ma neanche forte, però a 16 anni sono un bambino prodigio perché appunto nelle giovanili ho segnato più di 300 gol. Quindi raga, vediamo cosa combiniamo e adesso facciamo vedere le tre partite anche intere, dopo c'erano gli highlights ovviamente. Ragazzi, la prima partita contro la Sampdoria non giochiamo, però vinciamo 1-0, quindi un buon inizio del Venezia. Raga, siamo contro l'Avellino, forse questa è una delle poche squadre che non ha lo stadio ufficiale. E qua chiaramente non so il perché, ma da sempre, puoi avere anche il livello di abilità 57, per le amichevoli sei convocato perché se giochi bene dopo puoi andare agli europei e ai mondiali, però io voglio giocarle solo quando me le merito, ecco, non così. Quindi se la statistica delle nazionali, tipo ho già due partite, però in realtà io non le ho giocate, ecco. Quindi volevo spiegare questa cosa qua, ma concentriamoci sul Venezia adesso. Vai! Così vediamo anche la presentazione della Serie B. Per fatalità mi sembra che non ho lo stadio ufficiale della Venezia, non c'è proprio. Che sfiga, c'ho 50.000 stadi, cominciamo con una squadra, vai. Panico comediano. Infatti, classico stadio dell'Avellino. Uso la telecronaca perché sentono poco i cori personalizzati. È in inglese ovviamente. Mostriamo un po' qua l'estetica della Serie B. Perché è collina qui. Diciamo che della Serie B ho più di 10 stadi, non ci sono tutti purtroppo. Ora mostriamo anche il Penzo ovviamente. Tanto la prima l'abbiamo vinta per fortuna, adesso siamo in panchina almeno. Questa maglia ovviamente è stupenda, ce l'ho. Mostriamo un po' la presentazione, seconda giornata, prima partita 1-0 vinta in tribuna al Cume. Vogliamo il debutto di Veneziano. Sovraimpressioni della Serie B, tutto bene, ciao. Adesso raga ci vediamo quando entro ovviamente. Raga, 82esimo, non entro neanche sta partita, però siamo 1-0, gol di casa, no! Ma va bene anche vittoria di misura così. Dai che voglio cominciare bene, dai! Portiamola a casa ragazzi, ho 16 anni, sono un bambino ancora. Però sono un ragazzo prodigio. Più di 300 gol nelle giovanili per un Commendone bellissimo. Dai cazzo, e la portiamo a casa. Bel gol, bel gol. Buon inizio di season. E il Venezia domina, godo. Non ci credo ragazzi, subito Venezia-Padova e veneziano titolare. Sto 16enne. Debutto in Serie B a 16 anni ragazzi, mamma mia, non come Camarda, ma anche questo è un enfant prodigio, speriamo. Di Venezia, veneziano puro sangue. Guardate il Penzo ragazzi, solo il Penzo vale la Vod. Derby mostruoso, Venezia-Padova, molto sentito anche per veneziano che vuole far bene. Però è tanto giovane, quello è il problema. Infatti si parla già di malumore in spogliatoio perché c'è mentre veneziano è partita così. Vediamo come risponde il talentissimo. Vai ragazzi, si parte. Vediamo. Un giocatore è proprio una classica punta, non velocissimo per il momento, ma fortissimo nel gioco aereo. I gol diciamo acrobatici, il classico rapace d'Ugo. Attenzione, vediamo subito prima spondona, bruttissima, molto bene, si comincia di merda. Ma come la recupera, attenzione, non ci credo, subito.
Subito un'occasione incredibile, ma anche un errore clamoroso, mamma mia. Sente l'emozione, il talento. Talento puro, talento bello. Sono molto curiosi i veneziani dell'opera per questo gol. Incredibile, dopo 7 minuti il Padova in vantaggio, incredibile, lasagna. Derby, inizio shock nel derby. Che gol di merda. La veneziano già da leader consumato dalla carica, questo 16enne è un pazzo. Con la barba, un 16enne con la barba, ragazzi. Attenzione, madonna, subito in profondità il Kuma, che sia lento un giocatore che fa profondità. Molto bene. Vai Fioi. Vai subito, Yebo! Mamma mia. Va bene, va bene, va bene. Vuole subito rispondere Venezia, che ha l'obiettivo di arrivare in Serie A diretta. Attenzione, cercano il cubo di testa. Attenzione, il Cube! Non ci voglio credere. Da cazzo devo buttare con un gol del derby, serve proprio da pippe. Siamo lentissimi, però siamo lenti ancora. Devo chiedere la palla solo quando so che posso fare qualcosa. Il curva nei passaggi non è fortissimo, però ha una buona visione. Attenzione veneziano, bel passaggio. Non è che Venezia vuole subito reagire, dalla di là, no, così, vabbè. Bisogna crossarla con il Kuma, Fioi. Possiamo rigiocarla, non voglio chiamarla troppo. Cagare. Delizioso. Cosa fa? Abbiamo un cameraman che vola e un coglionazzo che fa un passaggio inguardabile. Qui non possiamo perdere il derby, però mi girano molti maroni. Però Stroppa non capisco perché gioca in difesa, stiamo perdendo Stroppa. Vedo tattiche da difensore, come si dice, da difesa, non capisco. Scusate, sono un po' andato. Lasagna, punito subito. Attenzione, attenzione, no! Mamma mia, grande Stankovic. Sto Padova gioca però. Mi lancia sulle azioni del Cube queste. Dai! Mamma mia che fisico del Cube! No. Quest'uomo. Questo era veramente il derby, ce lo godiamo tutto, Veneziano subito in area, vuole già dominare. No. Così non devo chiamarla perché proprio non ho le capacità di girarmi, sono troppo lento. Bravissimo, dai, che sta giocando anche bene, però. Non alta così. Bravo, no. Ha subito partita infuocata, però, Fioi. Sponda simulator, bravo, Cube. Era bella. Peccato. Calma, che manca ancora tanto. Stiamo giocando bene, dai. Dai, Venice. No, fuori gioco. Devi darmela subito. Dai, Ebo ha innamorato del pallone. Come fa molto gioco. No, ma non l'ho chiamata però adesso, perché me la passi così? Ma stiamo giocando noi, stiamo pressando bene. Classica azione del Cube per avere il colpo di testa. Veneziano comunque incoraggia i compagni, questo è un leader a 16 anni, questo già carica i compagni, incredibile. Il Papu, squadra pazza il Padova, buoni giocatori. Sta vincendo purtroppo. No, c'è il Papu. Bravi Fiori. No. Purtroppo fischia. 1-0 Lasagna punita però. Dai. Possiamo recuperare Fiori, dai. Veneziano ha avuto due belle occasioni, una clamorosa che l'ha ciccata, l'altra invece bella parata del portiere. Entra Duncan e Sheboyman.
Mancano ancora gli automatismi, però si vede. Bravissimi, dai fioi. Distendiamoci però, distendiamoci. Ragazzi. No. E non è fuori gioco, però questa... Come? Mamma mia. Non perderla. Bravo Kume. Dalla, fai qualcosa. No, così. Perché me la passano così? Già tutti contro il Kume, sono invidiosi del Kume. Scusate, momento di panico. Dal calcio d'angolo. No, ma stiamo giocando. Questa è un'esperienza comendiana. Non lasciano solo il Kume, ma cross, dobbiamo migliorarli, però veneziano di testa, incornata, bella, forte in qua. Bellissimo scambio. Vai andiamo. Vai andiamo. Bravo Kume. No, stiamo dominando adesso, fiori. Guarda abuso, no, non so chi cazzo sia. Scusate, momento di panico. Stroppa, dobbiamo attaccare però. Non perderla, no. Dobbiamo dare ritmo. Occhio. Roba nostra, roba nostra. Sponda simulator, sponda simulator. Vai Kume, vai Kume. Bella questa! Non ci voglio credere. Ragazzi, un sedicenne pazzo però, Testa sono tanto marcato però, sa una marcatura stretta infatti. Pensavo Padovano vecchia cioè è incredibile. C'è proprio il coro. Penso vuole il paese tanto ottesimo però Che troppo mi dà tutta la partita Non vabbè, ecco, questo non sopporto quando la perdiamo così come dei moltoni. Un tiro hanno fatto sti qua. Bravo Kume, molto bene. Dalla destra. Sì, ma ragazzi, non possiamo crossare così, però. Prima sconfitta, la terza, ma immeritatissima. Fatalità qualcuno in campo, mi gira un po' i coglioni. Bravo Kume. 2 minuti mancano. Sarebbe stupendo pareggiarla adesso. Bellissima. Sappiamo che i rigori su PES sono un minuto di recupero, vergogna. Peccato. Attenzione, neanche convocato e perdiamo 3-1 con la Juve Stabia. Attenzione, 2 sconfitte consecutive. Questa cosa non mi piace. Incredibile, la in Coppa Italia non convocati, vinciamo 3-1 ai tempi supplementari contro il Bologna. Non ho parole. Siamo al Penzo contro il Pescara, partiamo titolari, 2 vittorie, 2 sconfitte. Non aspettavo che la Juve Stabia un 3-1 così. Vai. Dai ragazzi, amici in Coppa Italia, grande risultato, però purtroppo non convocati.
Devo tornare a vincere, Fio, Attenzione, mamma mia che bello! Voglio Venezia bello cattivo adesso, però. Il cubo di sinistro. Murato. Devo far vedere magari anche uno stadio in trasferta. Diciamo questa è un'altra. Sì, sì. Penso contro un po' dopo 2 belle vittorie e 2 sconfitte che non ci sta. Se vogliamo la promozione diretta non possiamo perdere 2 partite così, anche se la B è una maratona, si sa. Una sconfitta nel derby pesa, cazzo. Infatti il contraccolpo è arrivato subito con le 2 Stabia. 3 sul fumo e le rimesse. Bravo, spondona simulator. Tira! Non ci credo. Peccato. Dai raga, però c'è pochissime azioni, una partita proprio brutta, grigia. Niente, lasciamo sfondare. Recuperiamo pochi palloni, poi adesso anche fuori gioco per seguire l'azione. Passare, non te l'ho chiamata. Che me la deve passare a me. Brutto. Mentre recuperiamo una palla buona. Bella no, lunghi. No, non è lunga, non è lunga, non è lunga. Dalla come di sinistro fuori. Mancano 12 minuti. Peccato, è una buona occasione questa. Stiamo svegliando adesso. Bello. Ma è così in fascia il Puma è ridicolo, però. Non è il mio gioco, ma che cazzo. Bravo. Bravo, Dalla. Ma non così. Calma. Ovviamente dal fallo sto coglione. Occhio ragazzi. No, 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 no. Un punto può andare. Mamma mia, grazie Stankovic. Involuzione come indiana. Non so che farò dei tagli, però è una partita veramente brutta questa, 8 no adesso. Finisce qua. Raga, siamo contro il Modena, la storia del Modena. Ultima partita per oggi. Contro, sì. Abbiamo diciamo il gemellaggio per Modena. E qua voglio segnare, però voglio fare una cosa per sicurezza. E se non faccio il gol almeno devo avere la copertina. Che bello, guarda che bell'uomo. Una cosa un po' plastica magari. Questa mi può piacere. Va bene. Forza 9.
Dai, adesso voglio per piacere una bella prestazione. Vai, le spondone comendiane, però te le godi, bellissima stazione. No, non posso fare sti libri, no, sono completamente lento e scandalosamente scarso. Io però l'obiettivo è rubare la palla, grazie. Guarda come... Mamma mia, meno male. Vai come. Attenzione, un po' di fortuna. Calma. Un rimpallo incredibile. Attenzione, guarda come. Guardalo il cume. Anche se siamo gemellati. Gemellaggio, già a rischio col cume. Mamma mia, però. Un po' di fortuna, però non sbaglia. Boom. Primo gol dei professionisti, grandissimo cume. Un po' di fortuna nel rimpallo, ma si gode. Dai ragazzi. Bravo, molto bene. Che grande Kuma, subito il gol, subito la sentenza. Dai, che non capisco perché. No. Dai ragazzi, dai. Ancora le spondone sono qualcosa di sublime. Ma che c'è un rimpallo favorevole però per il Juve. Non perdona. Attenzione, esce il portiere, un po' rischio. Ma no. Torna in porta Stankovic, ti prego. Bravo. Eccola qua la sponda simulator. Ma perché? La registrazione mi dà qualche problema, leggerissimo. Ogni tanto. Bravo. Leziosismo come via. Bello questo passaggio. Ma ancora bel fraseggio. Buon Venezia, buon Venezia. Attenzione. Vai come. Mamma mia. Segno di talentissimo ispirato oggi. Dai, subito, bravissimo. Dai che la difesa del Modena è in difficoltà. Dalla. Il passaggio col punto debole del talento. Bello questa cosa. Mi sei piaciuto qualcuno. Dai, pressiamoli che sbagliano. Peccato. Un minuto di recupero.
Dai, 1-0, la decide il Cume per il momento. Vai. Sono importante vincere a Modena. Squadra amica, ma il Cume li ha zittiti tutti. Il Cume è così un pazzo, il Cume. Attenzione, Veneziano. Attenzione al Cume. È proprio una cosa un po' difficile. Tiro da fuori non è proprio nelle sue cose, nel senso può segnare, ma un sedicenne così è difficile da trovare. Il pressing però Fiori. Wins the duel this time. That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Bravo. No, non così subito addosso. Perché sto passaggio? Ma perché? Still just a single goal between the sides. It's really well maneuvered. Bravo, no. Goes that accurate pass. And it's played forward. Stiamo giocando anche bene, però pericoloso, un gol di vantaggio troppo poco, sta tranquillo. Bravo. Però il dribbling non è certo il mio forte adesso. Passaggio orribilante. Forse De Frel. Dai Kuma e niente. La sponda simulator non ha funzionato stavolta. Deve darmela subito, sono in fuorigioco adesso, anche lungo. Erroraccio. Dai, teniamo duro, anche un gol di misura va bene. Pedro Mendes non deve girare, se no bravi. Lanciami, bravissimo. Guarda che roba, dai comandino. Lento. Peccato, ho fatto fatica, stanco. Sì, già barra rossa, ci sta. Mancano 7 minuti per il recupero, teniamo botta. Come non ce la fa più. Veramente adorante, cazzo. Buono. Bravissimo Kume. Dai. Niente, peccato. Ancora un minuto, teniamo botta. La palla non esce. Buona vittoria. Grande vittoria. Chiudiamo qua per oggi e vediamo se può piacere. Il grande ritorno. La diventa un figo. In classifica siamo quinti. Bene, quattro siamo tutti là, dai. Ottimo inizio. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Si gode. Ciao!